Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti della mattina. In apertura nuovi aggiornamenti sulla morte di Chiara Adorno, la 19enne investita alla circonvallazione di Catania. I conducenti dei due mezzi coinvolti sono stati iscritti nel registro degli indagati. Oggi sarà invece effettuata l'autopsia sul corpo di Chiara e nei prossimi giorni si procederà con i funerali nella chiesa madre di Solarino. È finito nel mirino dei finanzieri di Palermo un rivenditore online di prodotti di telefonia che ha omesso di dichiarare oltre 11 milioni di euro di ricavi. La titolare è stata denunciata perché ha cercato di sfuggire al fisco. E ci spostiamo nel Catanese, dove i finanzieri hanno invece svolto indagini su un distributore di carburanti di Giarre, sottoposto a sequestro un serbatoio contenente oltre 2.600 litri di gasolio destinato all'autotrazione, 4 colonnine di rifornimento e 8 pompe di erogazione. Confiscati i beni per 2 milioni di euro un imprenditore di Gela attivo nel settore ortofrutticolo. L'uomo è un personaggio di spicco della locale criminalità, è attualmente imputato per trasferimento fraudolento di valori ed è risultato essere titolare di fatto di 2 aziende che gli erano state confiscate assieme a un rapporto finanziario. E in chiusura una tragedia che ha avuto luogo nell'escursione a Palermo, dove un turista di 77 anni è stato trovato senza vita in un B&B. La vittima, Giuseppe Filippone, pare sia stato schiacciato da un armadio. La procura ha disposto l'autopsia. Ed è tutto per questa edizione. Dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a più tardi.